Sesta corsa dall'Arcoveggio, una prova per 3 anni, non vincitori di 15.000 euro in carriera, cavalli quindi di buon livello che hanno già fatto un po' di cassetta in carriera. All'1 in Guara ASM Massimo Compagno, 2 Indian Fire VF Marco Stefani, 3 Itaca DVS Lorenzo Baldi, 4 Itaca Trio Giuseppe De Filippis, 5 Impressive Joe Alessandro Gocciadoro, 6 Impressive Dance Vincenzo Luongo. Parte con cautela Impressive Dance dal 6, macchina che prende velocità, sbaglia Itaca DVS, partiti. È veloce dall'esterno Impressive Joe che prende la testa nei confronti di Indian Fire VF, poi Itaca Trio, quindi Inguara SM e alla retroguardia Impressive Dance. Si completa la prima curva con Impressive Joe che è partita molto forte, ha scavalcato tutti e ora può controllare al comando, 14,6 il lancio. Impressive Joe al comando su Indian Fire VF e Itaca Trio, Inguara ASM, Impressive Dance. 400 iniziali passati in 28, no, parziale sbagliato sul coso, 29,2 sul mio. Al comando Impressive Joe nei confronti di Indian Fire VF, poi in terza posizione sempre Itaca Trio, fila indiana quando si viene sotto alle tribune, con la leader che ora ha rallentato in maniera abbastanza decisa. Impressive Joe sempre al comando nei confronti di Indian Fire VF che la segue, Itaca Trio è a contatto avanti ad Inguara ASM, poi ancora Impressive Dance. Si approccia la curva con in evidenza sempre Impressive Joe nei confronti di Indian Fire VF, Inguara ASM, Itaca Trio, quindi Impressive Dance alla retroguardia Itaca DVS che si è ricongiunta dopo lo svarione al via. 1.16.1 il primo chilometro da parte di Impressive Joe, tende a muovere ora con gradualità il suo esterno Indian Fire VF che prova a dare il parziale alla rivale. L'attacco di Indian Fire VF ad Impressive Joe che prova la difesa a metà dell'ultima curva, match tra Impressive Joe e Indian Fire VF che insiste al suo esterno, poi Itaca Trio avanti ad Impressive Dance, la retta d'arrivo con Indian Fire VF che ha sopravanzato Impressive Joe, Indian Fire in vantaggio nei confronti di Impressive Joe e Itaca Trio. Nel finale Indian Fire VF viene a vincere in bellissimo stile. Per il secondo dovrebbe esserci Itaca Trio perché secondo me ha sbagliato subito dopo il palo, ma va rivista. E poi Impressive Dance che finisce molto forte all'esterno, 1.14.2 Indian Fire VF. Marco Stefani per il team di Vignano, Enrico Montagna, i colori della Regina Horses, figlio di Arrajawan e Atena VF con la macchia bianca sulla pancia. Viene a vincere in bellissimo stile. Callo sempre vociferato, oggi fa il colpo grosso, vince bene. Da rivedere il secondo perché Itaca Trio rompe a fil di palo. Vediamo un altro replay per avere le idee un po' più chiare. Che Itaca Trio che è seconda ha sbagliato proprio nei pressi del traguardo. Prima in presa diretta sembrava un filo dopo e in presa replay dura. Da rivedere. Poi Impressive Dance ed eventualmente ancora Impressive Joe.